Il nucleo della nostra proposta intende dare chiarezza a quelli che sono gli interventi dei centri servizi, delle famiglie, della regione, compreso il comune, e quindi porre dei paletti in maniera precisa e puntuale in questi tre attori quali sono le proprie responsabilità. Non possiamo trovarci che un giorno dopo la sottoscrizione di un contratto qualcuno cambi le condizioni e vada a mettere in difficoltà gli stessi attori. Ricordiamoci bene che i bilanci devono quadrare e pertanto se devono quadrare a discapito di altre famiglie non ci trova d'accordo. Quindi è opportuno mettere regole chiare, ognuno ha la propria responsabilità rispetto delle regole. Con questa legge noi andiamo a valorizzare i nuclei familiari che possono assistere un parente a vantaggio poi di quelle persone invece che purtroppo non hanno una rete sociale familiare vera che possa assisterlo.